Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Buongiorno a tutti. È caldo e giustamente bisogna far presto, però io un po' di cose le devo dire cercando magari di essere anche il più conciso possibile. Allora, intanto un ringraziamento grande davvero al direttivo e a tutti i soci del Polo Nautico, lo dico davvero, sapete che io non giro intorno ai discorsi. Anche perché credo che si sia affrontata una stagione nuova di concordia e si dimostra che andare d'accordo, non far baruffe. Qui la storia che ha fatto adesso qua il Presidente, come c'ero anch'io, io me lo ricordo, no? Era anche, diciamo, colorita da altre cose, baruffe di ogni genere. Qui c'erano le montagne, le scoasse qua sopra i gabbiani, non si vedeva il sole. In cui quelle persone di quella volta hanno un doppio ruolo meritevole, perché hanno strappato questa zona veramente all'incuria e al degrado totale, perché gli va reso omaggio anche alle persone che oggi non ci sono più perché magari sono partite, però va ricordato. Qui Mestre ha puntato le unghie e i denti per difendere questa zona. Purtroppo io racconto il caso di questa zona qua perché vedendolo da fuori io non ho mai vissuto direttamente, ma so quanto i problemi più grossi nascono da dentro. L'impero romano è crollato da dentro, non da fuori. Noi se vogliamo ricostruire una grande Venezia, come diceva Giovanni, dobbiamo ripartire dalla considerazione che siamo tutti sulla stessa barca, visto che siamo anche in argomento giusto. Allora o vinciamo tutti o perdiamo tutti, non c'è il cattivo o il buono, non c'è qualcuno che può arrogarsi un diritto rispetto a un altro. Qui non siamo in campagna elettorale, qui siamo a fare azioni per i cittadini. E sono d'accordissimo con Giovanni, la prospettiva sono i giovani. E qui il Polo Nautico su questo l'ha sempre vista giusta, da sempre, con tutti i corsi, contro cose, non devo raccontarlo a voi che lo sapete benissimo. Qual è il tema che abbiamo scoperto, che penso possa essere ormai di evidenza pubblica e credo che anche i vari presidenti delle associazioni che ringrazio possano confermare? Che ci si siede su un tavolo, ci si mette a lavorare. Qui la comunità ha speso 10 milioni di euro, praticamente vi restituiamo i soldi che pagate da altre parti, perché non è che sono soldi. Abbiamo efficientato il bilancio, non rubiamo, prendiamo decisioni che servono, anche impopolari qualche volta, però nell'interesse dei ragazzi. Il debito pubblico cala e continua a calare e continuiamo a costruire strutture, piste ciclabili, stadi, rive a Venezia, scavi di canali, abbiamo investimenti per più di miliardi qui in questa città e abbiamo portati, non sono arrivati dal cielo, con grande amicizia di personaggi importanti, romani, di ogni genere, però bisogna andarseli a prendere. E andare a prendere i soldi non è così semplice, non basta dirlo, bisogna farlo. Allora questa città ha dimostrato che insieme, anche con persone che non mi hanno votato, non è nessun problema, siamo amici uguali, perché l'importante è andare d'accordo. Il Polo Nautico in questo momento la cosa più bella che oggi sono venuto a inaugurare è l'amicizia, è la concordia, è il fatto che siamo arrivati a delle soluzioni insieme. Questo è un traguardo di tutti, non è un traguardo di sindaco contro qualcuno. Io in passato, parlo di tanti anni fa, chi è vecchio se lo ricorda, io purtroppo sono tanti giovani, sono stato denigrato a ogni livello. Ero presidente di Confindustria, una volta mi hanno fatto una domanda, un giornale, a bruciapelo, mi ha detto: sindaco, ma lei investirebbe sul Polo Nautico? Io ho risposto di sì in maniera così veloce perché, anche se da fuori, è una delle eccellenze della città. Il giorno dopo, a caratteri cubitali sul giornale, Brugnaro investe 100 milioni sul Polo Nautico. Non vi dico cosa è successo. Praticamente vuole portare gli yacht, ci vuole affossare, mi manda via il Paron. Nulla di tutto questo, io dicevo solo se c'era bisogno aiutavo, l'ho fatto con tante, allo sport io ci ho sempre creduto, perché credo che sia una palestra di vita che assieme alla scuola, assieme alla famiglia, faccia crescere i giovani, ma fa crescere anche noi, nella nostra età, i nonni, i nipotini, i figli, c'è un vantaggio per tutti. Per cui qui siamo a testimoniare, io sono oggi a testimoniare il grande coraggio, secondo me, di questi presidenti, dei loro direttivi, ma anche di voi associati, chi è da più tempo, chi da meno tempo, però vi trovate una situazione davvero di grande novità. Non c'è mai stata, che io mi ricordi, una concordia di questo tipo. Abbiamo il tema, l'ha detto prima il Presidente, ed è uno dei temi che io ho posto, che questo polo sia trasparente rispetto alla città. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire, lo dico agli associati, è chiaro che le zone dove ci sono le barche, i messaggi, restano degli associati, che ci lasci le strumentazioni e cose. E abbiamo chiesto di fare appositamente un grande lavoro organizzativo all'interno, completamente diverso.
queste tesi, come dice il Presidente, ma che ha ragione Giovanni alla fine, parliamoci chiaro, dice capannoni, io non mi vergogno dei capannoni perché vivo dai capannoni, no, non è un problema, però dico, dentro i capannoni non si può pensare di utilizzare le cose come se niente fosse, ci sono le leggi sulla sicurezza, sul rispetto, per cui dovranno essere organizzate le movimentazioni delle merci e anche il rimessaggio dentro i capannoni in modo che sia tutto legale, non si può pensare di portare tanti di benzina, queste robe qua del passato, ti parlo di quando eravamo piccoli, noi le abbiamo fatte di tutti i colori, tutti qua, io per primo, ma il mondo cambia, ci dobbiamo adeguare, per cui ci sarà un direttore del polo, ci sarà Maurizio Carlin che verrà nominato dal comune come rappresentante all'interno che controllerà, c'è un controllo molto ferreo del comune, almeno finché sono io sindaco, in maniera tale che questa non sia solo un'inaugurazione, ma sia realmente un sistema efficiente, cioè che funzioni per gli associati e per i bambini e per chi ci viene, ma deve essere anche utilizzabile nel bar e nel ristorante da tutta la cittadinanza e deve essere un luogo di grande qualità. Poi quello che dicerà il polo nautico per me andrà benissimo, sono autonomi totalmente, immagino che faranno una palestra, dei centri di svago, faranno delle feste. Hanno già dato dimostrazione di essere bravi su questo, la città ha bisogno di loro sono la città, questa è la città. Adesso arrivo all'ultimo tema che mi è più caro, dove sono più arrabbiato. Il moto ondoso mi è più caro e sono più arrabbiato, perché io penso che, e vi annuncio una notizia, farò la convocazione di tutte le categorie, di tutti gli stati generali, di tutte le associazioni, di tutte le istituzioni, porto, prefettura, carabinieri, guardia di finanza, tutte le veniere, tutte le categorie, gondolieri, trasportatori, ACTV, tutti quelli che vanno in acqua, con tutte le varie competenze, ci sarà una grande assemblea generale, trasparente, non sarà a porte chiuse, sarà trasparente, dove speriamo di non sentire discorsi politicanti, dove ci diciamo le cose in faccia. Allora, al di là delle solite cose che voi sapete benissimo, no? La frammentazione delle responsabilità, eccetera, eccetera, però dobbiamo dircele tutte. Non è possibile che uno a Vaesana per chi non lo sa è la voga quella incrociata, uno da solo che muove la barca, attraversi alle 9 di mattina di lunedì il canale della Giudecca, ferma nell'ordine un ferryboat, 2 battelli da CPU, una chiatta, 2 barche di Veritas, 4 barconi che portano da mangiare. Cioè non è possibile, perché è come se io attraverso a piedi la tangenziale e dico guarda camion che cos'è, cioè no, fateci stupido. Allora dobbiamo guardarci in faccia e dire ci sono degli orari, ci sono dei canali, ci sono canali da scavare, qui proprio su pressione, su idee di noi che siamo sempre qua, perché voi sapete che qualche terra ce l'ho anche di là del canale, io tra l'altro, abbiamo aperto molti archi del Ponte della Libertà, perché questa parte della Laguna Nord si sta interrando. Per chi non sa vuol dire che l'IMO si deposita e impedisce la circolazione delle acque. Era la morte di Venezia. Allora qui l'idea che ho io di Venezia è Venezia, grande rispetto, grande cultura, grande tradizione, musei, eccetera, Mestre, grande divertimento, grande energia, grande futuro. Cioè il tema è insieme, facendo insieme possiamo raddoppiare la popolazione studentesca, poi facendo insieme arriverà il tedesco al Lido con 500 posti di lavoro informatici sulla sanità, cioè una cosa straordinaria nel mondo. Arriveranno altre grandi istituzioni culturali come stanno venendo. A Mestre ci saranno grandi investimenti che ne dicano i soliti negativi e basta. Ci sarà una nuova stazione di Mestre, ci sarà una grande, come posso dire, aiuto a risolvere i problemi sulla sicurezza che abbiamo in città. Noi abbiamo dei problemi di sicurezza reali, veri, che non abbiamo mai nascosto. Io ringrazio quelli che li denunciano in maniera costruttiva per trovare soluzioni. E abbiamo chiesto al prefetto il silenzio, il prefetto ha detto l'ordine deve portarlo lo Stato. Io sono d'accordo, lo Stato sta agendo, se no le persone non ci credono più. Dici come si fa? Bisognerà anche cambiare certe norme, certe leggi, perché non è colpa della magistratura se immediatamente libera le persone che arrestiamo, ma vi parlo di persone davvero marce, che restano a piede libero, per cui che delinquono oggi, delinquono fra mezz'ora, poi fra un'ora, e qui le norme, le leggi, qui è un appello al governo. È un governo di centrodestra, faccia certe norme, dobbiamo assolutamente, io ho fatto le proposte, continuerò a fare proposte, la gente che delinque in maniera sistematica deve stare in galera, non c'è niente da fare, magari facciamo la depenalizzazione, ma non l'impunità. Da mettere un messaggio, noi non ci nascondiamo dietro a nessuno, non abbiamo proprio da vergognarci di niente, andremo giorno e notte, ma dobbiamo lavorare insieme, insisto insieme, deve essere la mano, si deve chiudere e deve diventare un pugno unito, allora facciamo male.
Se c'è quello che ogni volta chiama la troupe televisiva nascosta e gli fa vedere, guarda che c'è il sacchettino di spazzatura, guarda che là c'è il moto ondoso, guarda, la comunicazione nazionale che arriva è che sembra che siamo divisi. Noi non siamo divisi, siamo qua tutti quanti, questi sono i veneziani. E i veneziani vogliono il bene di questa città. Avremo proposte diverse, ci battaglieremo, ci metteremo seduti al tavolo, discuteremo, faremo baruffa. È logico, vado avanti, lo annuncio. Lavorerò perché adesso con la prossima gestione della laguna metteremo una barriera qua davanti per impedire dove si calano in acqua le barche che ci sia quel moto ondoso fastidioso che basta poco per la canoa per rovesciarsi, lo sappiamo tutti. Poi a voi chiederò, cerchiamo di non andare a intasare quando non serve il lunedì mattina il canale delle barche che devono andare a rifornire Venezia. Questo è un luogo, guardate, lo dico a chi non è mai venuto, che non ha capito, è un luogo speciale, penso uno dei pochi luoghi al mondo dove tu vedi tutti i mezzi di trasporto. Ti metti con una seggiola uguale, tu vedi il tram, il pullman, la bicicletta, la motocicletta, l'auto, il camion e poi vedi l'aereo, l'elicottero, la nave che c'è, perché costruiamo le navi di crociera di là anche gli alberi e poi escono in mare e lì faremo la grande marittima che abbiamo sempre detto, quella delle navi grandi, canale nord e lato nord. Detto, scritto in campagna elettorale, quello stiamo facendo. Abbiamo detto il canale di Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele perché l'ha inaugurato re Vittorio Emanuele, non l'ho inventato io. Era a fondo a quel tempo 9 metri, non stanno l'autorità portuale, lo sta riportando a 7. Per fare cosa? Perché le navi piccole, di lusso, da 50.000 tonnellate, quelle grandi sono oltre i 300.000, stiamo parlando di navi completamente diverse. 50.000 sono navi di lusso che vanno alla marittima. O qualcuno alla marittima vuole costruire le villette, come ho visto i progetti. Uno che ha un porto non ci fa le villette sopra, si tiene il porto, perché il porto insieme all'aeroporto è una grande ricchezza per il futuro. Perché a quelle autorità che gestiscono dobbiamo dare la massima solidarietà. Diremo le cose, ma non serve dire sempre in pubblico. Noi il lavoro lo stiamo facendo in silenzio, ma ho bisogno che voi abbiate fiducia, davvero vi chiedo proprio la fiducia di poter risolverlo, almeno cominciare a risolvere il problema del moto ondoso. Non è accettabile che alcuni vengono a fare le pagliacciate in legata storica, quelle sono pagliacciate e chi dice che non vuole che la città sia Walt Disney non deve diventare un pagliaccio, perché il comune non ha nessuna autorità in quelle acque dentro, fuori della città, lo sapete benissimo, e la regata storica per noi è un luogo religioso. Quando sono arrivato non c'era neanche più nessuno che veniva a vederla la regata storica e abbiamo lavorato di nuovo sul giovanile, su tutti quanti le regate che facciamo dalla mattina alla sera, da gennaio fino ad arrivare a settembre che è il fulcro, saranno i campionati del mondo per quanto riguarda i giovani che hanno giocato. Ma questi fanno delle difficoltà incredibili ad allenarsi, anche visto il problema del moto ondoso tra l'altro. Arriviamo alla regata storica, è religioso il campo di gara, sono riusciti alla finale a dover fare lo slalom in mezzo alle barche che ci hanno attardato del corteo perché abbiamo fatto una bella pagliacciata davanti alla televisione di tutto il mondo. Risoluzione qual è? Che fai incazzare il sindaco e basta, non ha senso quella roba là. No, io dico anch'io la mia verità, durante la legata storica non l'ho detta, ma la verità la dirò e chi vuole approfittarsi di queste cose qua sta sbagliando, è sulla strada sbagliata perché noi vogliamo risolvere, ma la risolviamo se ci giustifichiamo al nostro interno, invece se ci dividiamo non andiamo da nessuna parte. Perché se pensate che io sia uomo da inaugurazioni che viene a portare l'acqua con le orecchie, vi sbagliate di grosso. Qua noi dobbiamo vincere, la città deve vincere. E stasera tutti quanti a vedere le giostre per i bambini in una parchi a Venezia, è bellissimo, mi auguro di vederli, ci sono migliaia di persone che sono venute anche ieri, venite perché è un modo di stare insieme, è un modo di recuperare la città per risolvere anche i problemi sulla sicurezza, dobbiamo riappropriarci della città e lo faremo contro tutti e contro i melagrammi soprattutto. Grazie.